nostro problema è l'autonomia. Autonomia e lavoro torna la madre di tutte le battaglie riproposta come un mantra, questa volta auspicata dal direttore di Veneto Lavoro, che dati alla mano annuncia un autunno difficile per la tenuta occupazionale. Se noi facciamo un semplice paragone tra il 2019 e il 2020, noi di fatto abbiamo perduto circa 53.000 posti di lavoro rispetto all'anno precedente. 10.000 sono invece i lavoratori in Veneto a tempo indeterminato, posti oggi congelati per il Covid con il blocco dei licenziamenti. Il saldo rimane comunque negativo per i contratti a tempo determinato. Con il blocco delle assunzioni nei settori del turismo ripartono invece edilizia e agricoltura, ma le ricadute degli interventi del governo a favore dell'occupazione sul territorio sono troppo deboli. Il problema che io vedo è invece la possibilità che strumenti nazionali abbiano una capacità di erogazione in tempi rapidi e in modalità semplici che in questo momento non è accaduto. Per ricollocarsi o trovare una prima occupazione diventa necessario informarsi e formarsi. I centri dell'impiego stanno lavorando per questo con un pacchetto di iniziative che comprendono formazione, esperienze di apprendistato e tirocini. Noi abbiamo lanciato in particolare per il mese di settembre un primo evento il 16 settembre alle ore 10 per tutti i lavoratori che sono disoccupati o che cercano lavoro, un webinar ampio in cui si presentano i servizi e si danno indicazioni. Il giorno invece 23 alle 3 faremo un webinar specifico per le imprese che ricercano personale.